Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti e ben ritrovati nell'oroscopo di Radio.0. Per questo ultimo lunedì di febbraio vi auguriamo buon ascolto. Ariete, giornata faticosa per il lavoro, un'insolita insicurezza vi vede esitanti a esprimere le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Un po' di ansia e qualche incertezza anche sul piano familiare, agite con la consueta fiducia e ne verrete a capo. Toro, ottimo dialogo con i vostri cari e serenità tra le mura domestiche, potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. La luna sollecita l'inizio di una cura per prevenire i disturbi digestivi, spesso di origine psicosomatica. Gemelli, nonostante un lunedì poco entusiasmante dal punto di vista emotivo, grazie all'esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma. Cancro, armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con l'amato bene. Avete intuizioni brillanti per superare situazioni intricate, ma un'incertezza improvvisa vi fermerà la mano. Leone, il cielo appesantisce le dinamiche in casa, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate su intuizioni preziose per sistemare le faccende personali più delicate, le emozioni si fanno intense. Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito familiare o professionale. Marte viaggia con voi dando energia alle vostre intenzioni arricchite dall'intuito della luna. Bilancia, cercate di essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono critiche e costruttive, accettate i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro e a chiedervi se quello che vivete è vero amore. Scorpione, un bel trigono d'acqua si mette oggi a vostro favore, complice l'elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone, emozioni forti e tenere coccole saranno all'ordine del giorno. Successi e appagamento interiore sono i traguardi odierni, in primo piano però sempre sentimenti e famiglia. Sagittario, fase favorevole per voi, i problemi non sono del tutto risolti ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte avete ottime chance per riuscire. Prendete ora in considerazione le difficoltà dettate dalla gestione delle risorse finanziarie comuni. Capricorno, sotto il tiro della luna in cancro vi create preoccupazioni e dubbi inesistenti, bisticci con parenti e vicini per vecchie ruggini del passato. Incerti sulla piega che le questioni affettive stanno prendendo, nel vostro animo freddezza e calore si alternano. Acquario, qualche piccolo inconveniente pratico rende la giornata faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per giungere alla meta. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo dell'organizzazione la vostra parola d'ordine. Pesci, giornata di strappi emotivi ricuciti e buon umore, sereno il rapporto con i figli e con i giovanissimi della famiglia, pupi in arrivo anche per chi lo desidera. Se avete un problema da risolvere non cercate soluzioni esterne, ma fidatevi delle vostre sensazioni. È tutto per oggi dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo un buon inizio settimana e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0